Pronti? 1, 2, 3. Athos dei Veltri, il più veloce all'uscita dagli elastici nei confronti di Claire Di Jesi, poi in corda Zar Parlante, mentre all'esterno c'è Caravaggio Griff che punta in avanti. In pariglia Benvenuta DL, mentre è partito bene Duty Free B che segue i primi, anche Chris Allen molto veloce, dopo 214,9 passa Caravaggio Griff che è in vantaggio. All'esterno Benvenuta DL, in corda Athos dei Veltri, poi Claire Di Jesi con all'esterno Chris Allen, quindi Zar Parlante, ancora Duty Free B, poi via via gli altri. Mentre sulla curva di destra il gruppo continua parecchio allungato, è partita bene dal secondo nastro anche Cantiga di Ruggi che precede in corda Tenor de Lune, poi Big Business Arc per vie esterne. Sulla retta opposta alle tribune continua a comandare il gruppo Caravaggio Griff che si mantiene in vantaggio. Benvenuta DL sempre allo scoperto, in corda Athos dei Veltri che precede Claire Di Jesi, quindi Zar Parlante. Seconda pariglia per Chris Allen, la terza per Duty Free B che precede Cantiga di Ruggi e Big Business Arc. Poi gli altri più indietro. Si viene all'ultimo passaggio davanti alle tribune con Caravaggio Griff che prosegue in evidenza nei confronti del resto del gruppo. In seconda posizione sempre Athos dei Veltri che precede Claire Di Jesi, all'esterno la mossa di Duty Free B che si porta in scia Cantiga di Ruggi, Chris Allen, Big Business Arc. Questo è il treno esterno che prova a risalire, però intanto il battistrada continua a scandire parziali parecchio veloci. Alle sue spalle sempre Athos dei Veltri che controlla le operazioni degli altri, quindi ancora Claire Di Jesi e Zar Parlante. All'esterno ci prova Duty Free B con in scia sempre Cantiga di Ruggi, si muove dalle retrovie anche Big Business Arc quando siamo al completamento del miglio di gara, sposta Athos dei Veltri che passa nei confronti di Caravaggio Griff, in mezzo alla pista insiste Chris Allen, poi Duty Free B, quindi Zar Parlante che cerca spazio per venire a correre quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo. Athos dei Veltri l'affronta in vantaggio, attaccata all'esterno da Duty Free B, i cavalli sono a 200 dalla conclusione, con in vantaggio Duty Free B che scatta in vantaggio Duty Free nei confronti di Zar Parlante. Duty Free B che nel finale vince su Zar Parlante, al terzo posto Claire Di Jesi, poi Big Business Arc e quindi Blue Light finito forte. La vittoria di Duty Free B, Massimiliano Matteini in salchi al training per i colori di Beatrice Tirico. Vittoria del 5 anni da Man of Many Mission che coglie il successo in maniera netta sul traguardo. Al secondo posto finisce Zar Parlante, al terzo Claire Di Jesi, al quarto Big Business Arc, al quinto Blue Light, vittoria di Duty Free B e Massimiliano Matteini.